due formazioni si dirigono onestamente al centro del campo. Buonasera. Si stanno dirigendo al centro del campo. In attesa anche del fischio di saluto tra le due formazioni. Fischio di saluto. Obiettivo ripartire, obiettivo scordarsi questa settimana terribile per il Gemini che vuole tornare alla vittoria, vuole tornare a sorridere, a guardare lì su quel posto che l'Aragona si è preso 7 giorni fa nello scontro diretto e che ha accumulato il suo vantaggio dopo un turno infrasettimanale che ha visto anche la prima sconfitta interna per la formazione di Mister Ancona, che stringe la mano al Fulgadore per iniziare la gara di oggi qui al comunale della frazione di Trapani di Fulgatore. Benvenuti Gabriele Rispetta, Fulgatore contro Gemini. Vediamo i biancorossi di Mister Ancona che vanno a salutare il pubblico, sempre presente, sempre in forma smagliante per sostenere la squadra nonostante questo periodo complicato, questi 7 giorni che rischiano di aver rovinato un percorso fantastico fino a questo momento. Andiamo con le formazioni. Gemini che schiera un 3-5-2 con Demiere in porta, Antona, Messineo e Secter in difesa, Licata, Berri, Mangiapane, Muratore, Collei a centrocampo con Stassi e Lucera che saranno i due terminali d'attacco. Per quanto riguarda invece il Fulgatore, mister Giuseppe Grammatico schiera una squadra piena di esperti del calcio trapanese, in porta Mistretta che arriva dall'Accademia Trapani, poi Castiglione, Cirroni, D'Amico in camicia, Genovese, Locali, Carpitelli, Lafica, Todaro e Russo in ordine di numero. Pronta la nostra grafica, pronta la nostra voce, pronti i 22 giocatori in campo e anche la terna arbitrale composta dal signor Edoardo Angilella della sezione di Palermo e dagli assistenti della sezione di Trapani, Vincenzo Settipani e Paolo Vitaggio. Siamo pronti per cominciare. Il primo possesso sarà per i bianco-blu del Fulgatore che attaccheranno da sinistra verso destra del vostro schermo. Dall'altra parte invece dovrà cercare di condurre le proprie azioni offensive invece il Gemini, che oggi scende in campo con la maglietta di casa, quella che sarebbe la maglietta di casa, bianco-rossa. Inizia adesso la gara con qualche minuto di ritardo, ma inizia la sfida tra Fulgatore e Gemini con il primo possesso che, come dicevamo, era per la formazione di casa, che ha provato subito a lanciare dalle parti offensive del campo. Qua riprende palla subito Muratore che può innescare Stassi prova a mettere il pallone al centro per Lucera, poi il rimpallo che favorisce la ripresa palla di Mistretta. Subito aggressivo il Gemini, vuole far vedere quella fame, quella aggressività, quella grinta che ha dimostrato di avere, che ha caratterizzato la prima parte di questo campionato, che si chiuderà settimana prossima per il Gemini con la gara interna contro un'altra squadra del territorio, ovvero il Valderice, a una decina di chilometri dal campo della Polisportiva Fulgatore, che è una frazione di Trapani. Occhio qua al pallone che vede il numero 9 Andrea Lapica trovare la rete del gol del vantaggio, che però è annullato ovviamente perché era posizione di fuorigioco, così come segnalato dal signor Vitaggio, secondo assistente del direttore di gara di oggi, ovvero il signor Angilella. Rischia qui tantissimo Berri, nuovo acquisto che ha percorso tanti chilometri in questa provincia con la maglia del Mazzara nel corso delle ultime stagioni, nuovo volto della famiglia Gemini, ma lui Perrone e Lucera, i due grandi acquisti, assieme anche al giovane Perrone del calciomercato invernale, che ancora ovviamente non si è arrestato e probabilmente il DS Agosta ci regalerà altri colpi per cui commentare, di cui discutere nel corso di questo dicembre. Comunque lo sappiamo, per le squadre dilettantistiche è un mese importantissimo per capire le reali intenzioni di
ogni società. Occhio a questo pallone per D'Amico che guarda la porta. D'Amico arriva dalle parti di Lapica che gira ancora una volta con Todaro che non riesce però a fare qualcosa di questo pallone. Poi lotta fortissimo Todaro con Messineo che deve stare attento alla pressione quindi del numero 10, va lontano quindi Antonio. E può giocare il Gemini sempre alla parte destra. La corsa di Lucera in profondità, arriva in aria Lucera, colpito, non c'è nulla per il signor Angilella, rimane a terra per ora Raimondo Lucera, colpito in corsa da Alberto Cirrone, ma non dovrebbe esserci nulla da segnalare per la terna arbitrale. Cirrone che guarda mestamente il suo avversario con il quale già si è scornato più di una volta e quindi crediamo proprio che sarà uno dei leitmotiv di questa gara, la sfida tra Lucera e Cirrone, ma in generale tra i due totem del gol che ha disposizione in attacco il Gemini, una squadra solida, una squadra che sa come fare male, che produce molto bene, ma in questi ultimi 7 giorni sono arrivati 2 bottini vuoti e soprattutto 3 gol subiti tra Aragona e la gara di casa contro l'Alcamo. Sono i 2 bomber Genova e Marchese da una parte e dall'altra che hanno sentenziato un po' le sorti del Gemini nel corso di questa settimana terribile. Ma ovviamente la formazione di mister Ancona sa come reagire, sa che ovviamente ancora è tanto lungo il campionato, che prova subito il rilancio a cercare Lucera, invece qui Mangiapane, ma è tutto fermo, deve fischiare il signor Angilella, anche perché siamo ancora con la bandierina alzata per quanto riguarda il signor Vitaggio e quindi può andare Demiere, può andare con questo calcio punizione già battuto e il numero 1 può girare ancora dalle parti di Secter. Ancora Secter largo a destra dove c'è il giovane Licata che sfida il suo avversario. Licata entra in aria, poi al centro, Stassi fa il velo, Lucera! Aveva piazzato questo destro Lucera, non riesce a centrare la porta, il velo di Stassi crea i presupposti per questo destro del numero 99 che però termina sul fondo, occasionissima per il Gemini. Da parte del Gemini, veramente fa subito vedere la formazione attualmente terza nella classifica generale. Può andare quindi in stretta, battere questa rimessa dal fondo, grande rischio per il Fulgatore nel corso di questa occasione, la prima vera occasione della gara con Lucera che vuole tornare alla rete dopo la doppietta, da subentrato nel suo esordio con la maglia del Gemini. Stassi colpito, calcio di punizione, si trovano a vicenda e molto bene soprattutto Stassi e Lucera. L'anno scorso sono stati i 2 uomini del gol del Bagheria Città delle Ville che ha vinto il campionato di promozione in una bellissima sfida punto a punto con il Montelepres. Entrambe le squadre sono in eccellenza. Lucera ha scelto un'altra volta di retrocedere di categoria ma di assicurarsi un posto tra le fila del Gemini, ovviamente un posto di spessore, un Bagheria dove magari trova meno spazio con gli arrivi di Ordonez e gli altri giocatori talentuosi, anche se adesso proprio in queste ore la notizia che Ordonez si avvicina al salto di qualità con la maglia di Vigor Lamezia. Intanto pensiamo a Stassi che va con il destro, Mistretta, grande parata da parte di Mistretta, un'altra volta a chiudere il palo alla sua sinistra, aveva provato con il destro, piazzato Stassi un'altra volta superando la barriera con facilità, forse un po' troppa. Adesso riprende palla il Gemini con il pallone che arriva a Messineo che prova ad andare lontano, riprende però il pallone il Fulgatore che può andare in contropiede. La corsa qui di Todaro che era stato imbeccato, almeno voleva essere imbeccato da Localio, il pallone passa un'altra volta, riprende possesso Licata dopo questo tentativo di chiusura da parte di Cirrone. Lo scambio tra Licata e Berri, ancora Licata colpito il numero 21 ma in maniera regolare dalla chiusura di Rus, col numero 11 ha chiuso sul suo avversario. Adesso c'è calcio di punizione in favore del Fulgatore.
andrà a battere proprio il capitano Cirrone. Alberto Cirrone. Occhio Ale! Prova a sbilanciarsi avanti il Fulgatore ancora con i suoi principali uomini al gol. Prova Russo il tiro addirittura da 3/4 campo, spunta Lucera, spunta Todaro, ancora Russo, può andare il numero 11, viene bloccato il giocatore del Fulgatore dalla chiusura preventiva di Secter e poi Demiere la può prendere anche con i guantoni, visto che ovviamente era involontario il retropassaggio di Secter a prima deviazione, a fermare Russo. Ancora una volta Berry al centro del campo, non è ancora proprio un po' uso, quindi Berry un pochettino il suo ricambio perfetto. Lucera a terra, calcio di punizione, può battere già Mangiapane, lo fa senza particolari problemi, arriva il pallone dove c'è un'altra volta Muratore, scambia con Licata, ancora Muratore, quindi lotta il numero 10, ancora Muratore, spinto il giocatore del Fulgatore, poi arriva Lucera in aria, non arriva il momento del tiro, ancora Lucera, sgonfia il pallone, va dalle parti di Colley. Sempre lui, Colley, oggi ritorna dirottato lì a sinistra, sbaglia il Fulgatore, ancora con Colley che riprende palla, Berry sventagliata al centro a cercare Licata che poi colpisce con lo scarpino destro il giocatore avversario che è andato a chiudere. Giallo per Licata, giusto, visto che comunque l'intervento del numero 21 era sconsiderato. E quindi prima moneta della gara dopo 9 minuti di gioco quasi è il numero 21 Licata. Confermiamo, è Licata che è stato ammonito del Gemini Calcio, un gioco molto pericoloso sul Russo, anche se senza cattiveria. Calcio di punizione, Mistretta batterà con ogni probabilità assieme a Cirrone. Nono di gioco, come detto poco fa, primo giallo della gara è per Licata. Adesso va lontanissimo Capitan Cirrone a cercare ancora una volta il terminale offensivo del Fulgatore, ovvero la Pica. Ivan Danilo torna dietro il numero 4 dove c'è in camicia ancora con Cirrone, lo scambio tra i difensori centrali. Arriva Genovese il pallone che testa, prova subito a cercare Localio, bloccato da Secter e quindi ancora Demiere. Localio, pressing altissimo del Fulgatore con il numero 7 e non solo, riprende palla, la formazione di casa, la corsa a sinistra, arriva Russo che non riesce però a creare i presupposti per un'azione offensiva. Arriva Antona, Lucera sguscia questo pallone, era per Stasti, stava quasi per essere nuovamente disponibile per Colley, la sfera, pallone ancora buono per la Pica, fermato, e c'è sempre il numero 9 che era stato colpito da Antona ma rimane in piedi, rimane disponibile questo possesso per il Fulgatore. Idea per Localio che stoppa, arriva all'aggancio, poi destro che finisce nelle campagne di Fulgatore. 0-0 ancora qui al campo della Polisportiva bianco-blu. E bella però la gara in questi primi 10 minuti, abbiamo visto già qualche occasione, soprattutto il piazzato di Lucera. E adesso questo primo squillo, seppur molto velleitario, di Localio, che era stato pescato solo a destra, l'aggancio era pure ottimo, ma il tentativo non è sufficiente per impensierire Demiere. Ancora pallone buono per il Fulgatore, largo a sinistra, cercare qui un'altra volta la Pica, prova a mantenere il pallone in campo genovese. E adesso ritorna Antona su questo possesso, Mangiapane, largo dalle parti di Secter, questo pallone che in realtà tanto largo non è rispetto a quanto ci ha fatto anche vedere Lautaro Secter nel corso di questo campionato, ha anche fatto l'esterno a tutta birra lì a sinistra. Ancora pallone per Antona, Lucera arriva a riprendere addirittura il possesso sul disco di centrocampo, lancia Licata, c'è Stassi in aria, Licata va a rimorchio dove c'è Muratore che mette il destro al centro, Colley anticipato da Mistretta. E allora ancora pallone buono per la formazione bianco-blu che però deve subito arrestare la sua corsa in contropiede, la sua ripartenza, perché è impreciso il controllo di Ivan D'Amico. 12esimo quasi sul cronometro di gara. Antona non si chiude bene lo scambio con Licata. Antona ha provato a evitare la rimessa con le mani per la squadra di mister Grammatico. In questo momento sta guardando pensieroso anche i suoi lì nei pressi del
bordocampo. Messa laterale, quindi Prova a comunicare un po' di più invece mister Ancona, vuole dimostrare ovviamente che questi ultimi 6 giorni sono stati una eccezione poco piacevole, ma comunque un'eccezione. Fallo qui ai danni di un giocatore del Gemini, fallo commesso dalla Pica, e allora pallone che torna alle parti di Demier. Può giocare da libero praticamente il portiere del Gemini, ancora Muratore. pressato comunque dalla Pica. Torna nelle parti di Secter. Ancora Secter per Muratore. Lucera può cavalcare nella metà campo avversario. Lucera, lo scambio con Stassi, triangolo che si chiude con la presa palla bassa da parte di Mistretta, però continuano a farsi vedere. Lucera e Stassi continuano a creare questa cooperativa del gol che diventa ancora di vedere entrambi a segno della stessa partita. Stassi che in realtà ancora non ha trovato la via del gol dopo il suo rientro in seguito all'infortunio occorso nella gara di campionato interna qualche settimana fa. Adesso Mangiapane ancora per Stassi, potrà appoggiare dietro Stassi, torna alla fine da Mangiapane. Messinè, Antona, ancora Antona, poi va da Mangiapane, molto basso per ora Mangiapane. Prova Antona il break, vuole andare alle parti di Stassi, il pallone è passato, un corridoio di slacco quello che aveva trovato Antona. Stassi però non ha voluto percorrere la via di questo filtrante del suo giovane centrale, classe 2006, che oggi inoltre veste il capitano, per una terra proprio Antona. D'Amico entra in spaccata, evitare la ripresa palla da parte di Lucera e poi viene messo fuori il pallone perché è ancora a terra Antona. Andrà addirittura il direttore di gara di oggi, il signor Angilella, a guardare cosa è successo a Antona. Fai C'è una minacce, discussione nel coglione! frattempo tra Pensa a giocare, capitano coglione, Messineo gioca! e Imbecille, il gioca! signor Paolo Vitaggio. Rischia ovviamente Messineo che Segnali, chiama l'arbitro e falla ammonire a sto stronzo! Sopiero se la prende con il guardalinea per quello che è successo. Oh, cantaro di merda! Non è che Colley ridona alla difesa Fulgatore. Un po' di discussioni in questo minuto che si è perso per controllare le condizioni di Antona. Si è arrabbiato Messino per via di questo scontro che aveva visto avere la peggio al suo giovane compagno di reparto. Adesso Cirrone prova a suonare la carica, a cercare davanti i suoi compagni. Non tiene pallone in campo operatorio, allora Stassi favorisce Berry che parte in contropiede, c'è fallo, atterrato Berry, giallo per il giocatore del Fuetore che ha commesso fallo, che dovrebbe essere, non so se è D'Amico oppure il numero 5 in camicia, perché diciamo che erano in due a cercare la chiusura su Berry. Segnano sia D'Amico, però probabilmente avremo contezza migliore magari dopo. Intanto c'è un'altra punizione simile a quella che aveva scagliato verso la porta avversaria Stassi, arrivata al 16esimo, che si chiude adesso. Giallo quindi per D'Amico, ricordiamo secondo ammonito di questa gara, che è arrivata ancora però in una fase primordiale della sua esistenza. Andrà adesso con il destro o Mangiapane oppure addirittura a provare una conclusione mancina Colley, che nonostante il suo ruolo sia quello di incursore, di esterno, è uno dei migliori marcatori della squadra. Va Mangiapane, destro che si alza troppo, Mangiapane che ha trovato il gol da calcio di punizione nella gara di Coppa contro il Serra di Falco, gara di andata contro il Serra di Falco, una gara dove ha sigillato anche una doppietta, il numero 2 del Gemini, una doppietta
di rigore e di punizione dei calci piazzati. Ha fatto la sua fortuna, ha tratto la sua fortuna Mangiapane. Perde palla un'altra volta Localio. Ancora Secter, torna dietro dove c'è Messineo. Mangiapane per Antona, torna dietro il numero 22 dove c'è Demiere, che oltre la lunetta può giocare. Demiere va con il destro lungo a cercare un'altra volta Colley. Alla fine il pallone viene ripreso da Localio. Colley non commette fallo, trattiene il pallone Localio ma senza entrare in una situazione irregolare. Alla fine la palla torna a mistretta e col destro va lontano e quasi la palla arriva qui in tribuna, torna in un strano rimbalzo, attraverso uno strano rimbalzo in campo. E adesso 18esimo si gioca con il pallone per il Gemini, con Messineo. Riprende palla però il Fulgatore, può correre a destra Localio, occhio al numero 7 che è veloce e prova a fulminare Messineo che entra in spaccata e gli dice di no, ma ancora azione buona per il Fulgatore che andrà con questa rimessa con le mani. C'è Genovese assieme a Localio, batterà proprio il numero 6 della squadra di casa, andrà con le mani, quindi la squadra di Frazione che arriva al centro, esce una volta Mangiapane, poi Berri, arriva Lucera, c'è Stassi che viene anticipato, pallone che era per la Pica che però non è rientrato con i tempi giusti. Allora calcio di punizione in favore del Gemini, già battuto da Mangiapane. Antona adesso largo a destra il numero 22 Muratore. Antona chiama la palla Licata che vuole la profondità, pallone che torna ad Amico, però spunta Muratore che lotta con lui, l'ultimo tocco è di Ivan D'Amico, batte praticamente dalla sua panchina Muratore. Mangiapane, Berri lascia scorrere ma c'è un avversario. Allora può ripartire il Fulgatore, ma solo per un attimo poi Antona non mantiene il pallone in campo ed è meglio perché con acrobazia aveva servito praticamente Todaro, che ricordiamo il miglior marcatore stagionale in campionato per il Fulgatore con 5 reti di cui una da calcio di rigore. Poi Mangiapane va lontano su questo filtrante molto basso e anche molto debole comunque del numero 2 Saul Castiglia, uno dei veterani di questa squadra. Se c'è un problema forse per Antona ancora, che continua a toccarsi i muscoli della gamba, quindi forse un problema, magari c'è anche un rimasuglio di quello scontro che aveva subito qualche minuto fa per Luca Antona. Intanto con le mani andrà Cirrone, il capitano che arriva in area di rigore. Messineo, Berri ancora continua il ping pong con la testa, poi c'è un fallo ai danni di Raimondo Lucera commesso non credo da Genovese bensì da Russo. Continua ad essere molto ordinato il Fulgatore, questo 4-5-1. Allora per il Gemini. Mangiapane torna dietro un'altra volta Licata come per Muratore che stoppa, prova con qualche giocata a liberare la palla, lo fa adesso per Mangiapane. C'è comunque Todaro in pressione altissima, deve lottare la briga con Messineo, arriva con una spallata durissima Messineo a rendere dura la vita alla Pica che torna dietro, poi riprende il pallone Berri che lo gira anche dalle parti di Colley, poi Mangiapane non riesce ad aprire campo dove Muratore richiedeva andasse il pallone. Alla fine arriva alle parti di Demiere, si è un po' addormentata la partita dopo 10 minuti di fuoco. Adesso di quasi alla metà del primo tempo Gemini è alla ricerca di quel guizzo che potrebbe cambiare tutto. Lucera cambia a cercare Licata, mantiene il pallone in campo solo per un attimo, però Licata esce la sfera che aveva tentato di controllare il classe 2008, ancora neanche maggiorenne. Licata intanto gioca come se fosse un veterano lì a destra
prima fascia comunque, come dicevo anche poco fa, percorsa dall'altra parte del campo per il Fulgatore da giocatori pieni di esperienza come Castiglione, qualità di terzino, e come anche il capitan Cirrone. De Miere con possesso palla, pallone che arriva a Mangiapane dopo il passaggio di Messineo, ancora Mangiapane atterrato, sembrava sul pallone l'intervento di Lapica, calcio di punizione però in favore del Fulgatore. Già battuto Adesso comunque il calcio di punizione. non è già battuto, fallo messo al Fulgatore, calcio di punizione in favore del Gemini, qua vuoto completamente, Mangiapane poi trova addirittura il tiro dal disco di centrocampo. Todaro poteva probabilmente aspettare ancora un po' di più, contando che si stava per originare un contropiede per il Fulgatore. Adesso occhio al pallone che Colley gestisce, Lucera ancora dalle parti di Secter, Mangiapane, Muratore ancora dalle parti di Mangiapane, Antona si propone, destro che arriva al centro dell'area di rigore, esce un'altra volta il Fulgatore, poi Localio deve rimediare a questo pallone che si trova ancora nella propria metà campo. Lucera vuole inventare per Stassi, è in aria il pallone, esce in qualche modo il Fulgatore, ma c'è ancora Colley al limite, Colley col mancino, Mistretta, grande parata un'altra volta di Mistretta, simile a quella che ha fatto a Stassi in occasione del calcio di punizione. Colley è andato a strozzare questo mancino, tentare una diagonale che però non ha sortito l'effetto sperato. 23esimo e qualcosa, siamo alla metà del primo tempo, ancora Lapica torna alle parti di Castiglione, tiene il pallone Todaro e fa una grande giocata. Todaro che sta giocando alle spalle di Lapica in fase di possesso, numero 10, ricordiamo, il miglior marcatore in questo momento in stagione per il Fulgatore. Adesso attendiamo la battuta di questo calcio di punizione. Cirrone va per vie centrali, allora c'è Russo, D'Amico palleggia, prova il mancino, un'altra volta esce sballato il tentativo di D'Amico. De Miere alla battuta, 25esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo, ancora Messineo sempre per Antona. Mangiapane è molto alto per ora, il pressing molto alta, la linea offensiva del Fulgatore che non vuole dare a Mangiapane l'opportunità di spedire il pallone nelle parti più complicate poi da coprire per la squadra di casa. Allora Berri prova a trovare un break richiesto da un giocatore della sua qualità, lui che appunto è passato da qui, dalla squadra di Mazzara. Adesso grande opportunità di brillare ancora di più in questo campionato con la maglia del Gemini. Mangiapane attende l'arrivo di un compagno lì a destra, Licata scambia con Muratore e con Antona, ancora Muratore a cercare Mangiapane che è in aria, Mangiapane cross che arriva al centro, esce un'altra volta il Fulgatore con la chiusura decisiva di Giuseppe Incamicia. Calcio d'angolo per il Gemini, però qua l'inserimento di Mangiapane può essere anche un tema per il prossimo spaccato di gara. Gioca a corto Mangiapane con Lucera, ancora Lucera è in aria, pallone raso terra, chiuso e poi ha provato la rovesciata con lei, spunta Muratore, destro che si alza e non si abbassa più, spinge però il Gemini, ha provato addirittura la rovesciata con lei. La giocata poi di Lucera, ubriacante lì a destra. Piace letteralmente a nessuno Più con i singoli Mazzara 1, Salemi 0. e con la forza del gruppo, potremmo dire. Il Gemini in questo momento sta cercando un po' le fiammate di Lucera oppure le aperture con il compasso dei suoi centrocampisti. Qua mette fuori il pallone Colley con la fronte, aumenta il suo baricentro invece Genovese.
le parti locali, bloccato però da Colley un'altra volta. Genovese che sta componendo la difesa a 4 di mister Grammatico, lì largo a destra, va dalle parti la grande giocata qui da parte del Fulgatore, lo scambio ancora da parte di Todaro, cross che arriva al centro, ancora pallone buono per la Pica che insiste, poi la Pica si addormenta, riprende palla Colley, l'ultimo tocco è dell'attaccante del Fulgatore. Tutto parte dalle idee di Carpitella, l'ottimo controllo, la giocata a favorire Todaro. Anche il Fulgatore ha ottime individualità, ma soprattutto per ora sta cercando di mantenere la solidità di gruppo, cercare di evitare questo. Vedo che Stassi prende palla, giri il pallone, lo fa adesso dalle parti di Licata, ancora il 21 deve appoggiarsi a Muratore che a sua volta fa affidamento a Antona. Messineo, non ci sono giocatori di movimento nella metacampo di Demiere, Messineo va dalle parti quindi di Colley, Genovese a fermarlo, ma pallone ancora buono per il Gemini che con la touche andrà a battere corto. Qui Secter, ancora Colley su di lui, volevano il cambio e la rimessa per una battuta poco ortodossa da parte di Lautaro Secter, ma è tutto regolare per il signor Angilella. Calcio quindi che non avviene, c'è una rimessa con le mani per quanto riguarda Colley. Lucera viene fermato e allora ancora touche con le mani per Ansumana. Colley, come diciamo, secondo me è un marcatore in campionato per il Gemini, pallone che arriva dove c'è addirittura Mangiapane, alla fine è calcio d'angolo, c'è una lamentela da parte di Cirrone perché c'era stato uno scontro tra lui e Mangiapane, si è diventato per questo il capitano del Fulgatore, nulla a segnalare per il signor Angilella e allora calcio di punizione che non c'è calcio d'angolo, andrà Lucera, che arriva al centro sul secondo palo, lo stacco poi di Messineo bloccato sulla linea, c'è ancora Licata che va dove c'è Lucera, posizione regolare, Lucera, Genovese entra bene, perfettamente sul pallone, può ripartire quindi Cirrone, sono alla carica il capitano, ancora il numero 3, pallone impreciso per Localio, rimessa ancora per il Fulgatore con Cirrone che va lontano a cercare la Pica, colpito la Pica ma non c'è nulla a segnalare se non una rimessa con le mani per il Fulgatore. Riprende palla quindi Antona, ma deve concedere la touche agli avversari. Mezz'ora di gioco, ancora il capitano Cirrone si prende tutta la rincorsa che può per andare con la lunga gittata in area di rigore. Cirrone, quella che arriva in area, sì, ma arriva buono per Mirko Demiere che con le mani non va subito al rilancio lungo, aspetta però l'arrivo di Antona. Vediamo intanto Antona, Muratore, ancora per Antona. Antona e Muratore continuano a scambiare il pallone. Ancora Antona torna, c'è Secter, filtrante Secter, può andare quindi Lucera, cambia tutto Lucera, ancora pallone buono per Antona, mantiene il pallone in campo il numero 22 e allora Licata, le giocate di Licata, colpito, calcio di punizione segnalato soprattutto al signor Settipani, calcio di punizione, 31esimo di gioco, continua a rimanere avanti il Gemini, continua a pizzicare la squadra avversaria con questi lanci, questi cambi di gioco che sembrano essere davvero l'ingrediente perfetto per creare questo capolavoro qui in casa del Fulgatore, una squadra che la classifica lo dice pure, abita le zone di mezzo della gradatoria e il girone A di promozione, però al tempo stesso è una di quelle più temibili, anche se in casa ha raccolto meno di quanto non abbia fatto in trasferta, 7 dei 18 punti che in questo momento ha in saccoccia. Sistema la barriera Mistretta mettendo 2 dei suoi uomini, gli altri sono in aria a proteggere il bottino. Può andare quindi Colley, anche se il signor Angilella richiama tutti all'ordine, aveva fischiato
d'ordine, veramente. Potrà andare con il pallone, quindi nuovamente Un po' con di lei. nervosismo. Vediamo. Vedete che in questo momento in area di rigore c'è un po' di discussioni, sono un po' di discussioni. Pallone che arriva al centro, Mistretta con i pugni. Arriva poi Lucera, Mistretta un'altra volta mantiene la porta inviolata. Ancora il portiere ex Accademia che ha scelto di ottenere il minutaggio, soprattutto l'occasione di essere protagonista qui a Fulgatore. Grande parata su Lucera, ha fatto interventi che possono sembrare semplici, ma in realtà non è mai scontato arrivare con questa sicurezza sul pallone. Ora occhio a Berry che cambia tutto, va dalle parti di Lucera che non riesce a mantenere il pallone in campo. Ha sbagliato il passaggio non Berry, bensì Colley. E adesso il Fulgatore potrà andare con le mani, ancora una volta D'Amico, riappoggia dove c'è Genovese, andare lontano, Messineo anticipa la pica, ancora Messineo, la lotta tra i due che continuerà a riproporsi nel corso della partita. Gioca tanto il Gemini con questi triangoli, alla fine non viene pescato Stassi da Berry. No, lamentele per quel trattamento che sta avendo Messineo nei confronti di La Pica. I due continuano a beccarsi, sarà, come detto anche in apertura, uno dei leitmotiv di questo pomeriggio di Fulgatore. Messa per i padroni di casa. Messa ancora una volta, prova a gestire palla Todaro, viene atterrato da Mangiapane, calcio di punizione quindi per il Fulgatore. Chi stava a fare il Potrebbe califone giocare con la subito. ma io non lo so. Poi la distanza, il Fulgatore, c'è un po' di confusione, continuano queste discussioni sul terreno di gioco. Non è una partita semplice da gestire per il signor Edoardo Angirella. Girone ce l'ha, mi sembra, con La Pica addirittura, con il suo stesso compagno di squadra. L'ha richiamato per calmarlo. Adesso anche Mangiapane va a calmare addirittura il suo compagno. Scene particolari, capitano, forte la della fascia che ha al braccio, va a richiamare il suo stesso attaccante, a concentrarlo, a volere che sia lui a bucare la porta di Damiere. Va proprio Cirrone con questo mancino che attraversa l'area di rigore ma che esce fuori. Si chiude con un nulla di fatto questo calcio di punizione per il Fulgatore. Proverà quindi a calmarsi un pochettino La Pica, uno dei giocatori comunque di riferimento della formazione di casa, quest'anno in gol in campionato in una sola occasione. Comincia a cercare proprio La Pica, Antona a cercare Berry, a sua volta il pallone viene ripreso da Carpitella che prova a cavalcare le vie centrali del campo, torna dietro dove c'è Castiglione che passa solo per un attimo, poi c'è il rischio che si prenda Antona sul rilancio fintato. Adesso va lontano a cercare Stassi che di petto vuole appoggiare per Lucera. C'è un calcio di punizione però per il Gemini, fallo ai danni del giocatore ex Bagheria. Calcio di punizione per la formazione ospite che adesso gira nelle parti di Secter. Stassi, spalle la porta a Stassi, gira adesso per Berry, ancora Berry, Secter, Stassi si propone libero, però Secter preferisce Lucera che viene anticipato con i tempi giusti da Incamicia e poi a sua volta è bravo Muratore a mordere le caviglie di Todaro che a sua volta riprende palla, ma c'è fallo su Stassi, non tanto di Todaro bensì di Castiglione che aveva continuato a colpire, a trattenere il giocatore avversario in maniera irregolare. Può andare quindi il Gemini. Di centrali c'è Berry. Secter guarda l'area che però è un po' spoglia, torna quindi da Berry.
Ancora Berry, fermato il giocatore ex Mazzara, adesso può ripartire il club di casa solo per un attimo. Colli riprende palla, è bravo poi Castiglione a evitare che Licata possa gestire questo pallone. Fallo commesso da Licata, calcio di punizione, 37esimo in corso. Calcio di punizione per la squadra di casa, potrà andare con il rilancio lungo Cirrone tagliato, stavolta il mancino con Messineo che deve chiamare l'uscita di Demiere. Demiere c'è la palla, il Gemini a cercare il varco giusto, cercare la giocata perfetta. Todaro sporca il passaggio di Mangiapane, ancora D'Amico prova a liberarsi del pallone, anche se Muratore ritorna perfettamente su di lui, vorrebbe anche un fallo. Muratore, non c'è nulla da segnalare per il signor Angilella, e allora pallone per il Fulgatore, che continua comunque ad avere questi sprazzi durante la partita dove riesce a chiudere comunque nella propria metà campo il Gemini. Poi è un po' complicato mantenere questo ritmo per 90 minuti. Adesso Muratore atterrato, riprende palla con il tiro abbastanza velleitario Castiglione, poi Secter non si intende con Colley, momento di confusione per il Gemini. Poco fa l'errore aver concesso campo a Castiglione per il tiro, adesso questo momento di incomprensione, può andare Carpitella larga a destra, Carpitella, cross impreciso. Fulgatore che vuole sfruttare questa parte finale di primo tempo dove la squadra di mister Ancona sembra un po', non diciamo in bambola, però comunque sconnessa, sembra un po' distratta. Demiere batte questa rimessa con i piedi dalle parti di Messineo, che può quindi cavalcare il campo. Antona si propone anche il Muratore in fase di incursione. Alla fine il pallone arriva a Colley dopo un cambio gioco di Antona. Secter, Berry, la corsa di Berry a cercare Lucera, c'è Stassi, ancora Giorgio Stassi, cambia tutto, va dove c'è Muratore, Muratore scavalca la linea difensiva dove c'è Licata, va questo pallone, l'ultimo tocco è di Licata, l'ultimo tocco è del classe 2008, neanche ha protestato Licata, quindi mi sa che la scelta del signor Settipani sia più che corretta. Ottimo, ancora una volta il lavoro in fase di chiusura preventiva da parte di Castiglione. Carpitella scambia con il giocatore numero 2, riprende però palla Licata, allora ancora Antona. Antona aspetta, poi si riappoggia a Messineo che guarda i suoi compagni. Messineo per Mangiapane, torna dove c'è Secter, ancora Gemini con Lucera, insiste Raimondo Lucera, insiste il 99, ritorna dove c'è Messineo e Gemini che chiude nel suo gioco il Fulgatore, ma ancora c'è molto da fare per scardinare questa difesa. Ci proverà adesso Antona, arriva al centro, Stassi superato, la stoppa praticamente Genovese rischiando grosso. Alla fine Localio può andare in contropiede, la Pica controlla e va il numero 9, cavalca la fascia destra, ancora la Pica, prova a centrarsi, la Pica, tutto fermo, non era alta la bandierina del signor Vitaggio. Dobbiamo cercare di capire quello che è successo. Forse non c'erano le condizioni per assegnare il vantaggio al Fulgatore. Quello che credo è che la Pica si trova in fuorigioco, ma comunque c'è calcio di punizione in favore della squadra di casa perché non si è concretizzata la regola del vantaggio, anche se non l'ho visto sinceramente questo
fuori gioco, neanche la bandierina alzata del signor Vitaggio non la prende bene ovviamente il pubblico di Fulgatore, No, da finire! e c'è lo calcio di punizione nell'area di rigore del Fulgatore, per farvi capire quanto va aspettato il signor Angilella per dare questo vantaggio. E poi va lontano il portiere del Fulgatore con Mistretta. Colley scavalcato, pallone ancora buono la piega, Colley lotta ancora il numero 3, lo scavalca però Genovese, può andare ancora lui, Genovese dalle parti Todaro bloccato e quindi può andare Gemini, tutto regolare, ancora Lucera, si accentra, Lucera chiama palla per Stassi che salta Mistretta, ancora Stassi al centro, trova deviazione vincente, 1-0 Gemini, con la rete addirittura di Antona che ha cavalcato tutta la parte del campo bianco-blu per andare a festeggiare in maniera anche rocambolesca il gol del vantaggio. Ha segnato Antona, gol al 42esimo. Tutto nasce da una situazione nella metà campo del Gemini, un fallo non segnalato, un intervento corretto per la terna arbitrale ai danni di un giocatore del Fulgatore, ovvero Russo, contropiede foraggiato dalla corsa di Lucera e dall'idea di Stassi e soprattutto all'altruismo del re di San Giovanni, così come hanno chiamato i suoi tifosi, Re Giorgio Stassi, che qua trova al centro Antona, che non è un attaccante, si è visto da come ha colpito il pallone, però comunque il Gemini avanti con il tocco al centro dell'area di rigore del giovane classe 2006 e avanti la formazione di San Giovanni. 44esimo, una gara equilibratissima comunque in questo primo tempo, dove il Gemini magari ha avuto più occasioni, ha tirato più in porta, ma il Fulgatore è sembrato essere ed è una squadra equilibrata, è una squadra che sa dire la sua, sa giocare a calcio. In questo contropiede però nulla poteva, anche perché Stassi ha fatto quello che voleva in area di rigore, ha saltato Mistretta e poi ha messo al centro un cioccolatino da scartare per Antona, che si trovava clamorosamente in area di rigore, lui che in teoria i gol li deve sventare e non li deve eseguire, non li deve portare a casa, ma intanto si fa di necessità virtù e il Gemini è avanti al tramonto di questo primo tempo qui sul campo della Polisportiva Fulgatore. Lotta Localio, riprende palla Colley, poi Lucera colpito, da evidenziare per i direttori di gara. 45esimo appunto che sta per cantare. Berry riprende palla con l'aiuto di Colley, trova Stassi e quindi Muratore, ancora Licata, si accentra sempre per Muratore, ancora Antona che ormai ci ha preso gusto, torna alle parti di Mangiapane e quindi Messinelli, pressing di Dapica, Berry, Mangiapane rischia sul pressing di Todaro, ma alla fine il pallone non è per nessuno, può andare quindi Capitan Cirrone con la forza della grinta, prova il tiro per Carpitello, fuori il tentativo del numero 8, siamo nel tempo di recupero. Vediamo se il signor Angilella ci ricorderà quanto darà di recupero. C'è stata qualche interruzione, ma nulla di così eclatante, forse solamente il momento nel quale proprio l'autore del gol, Antona, era rimasto a terra dolorante, sembrava avere qualche problema muscolare, in realtà ha corso più di tutti in occasione del contropiede. Finisce il primo tempo dopo praticamente un minuto di recupero, finisce 1-0, gol alla fine, allo scadere del primo tempo da parte di Antona sull'assistenza di Stassi sul contropiede foraggiato alla corsa di Lucera. I campioni del Gemini per ora la stanno decidendo, ma c'è ancora il secondo tempo, tra poco. No!
sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua, avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità, è una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale, dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere, tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità, di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere, e ho fatto quello che per me è stato un lavoro di situazione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, e secondo me è un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma hai la sensazione e la percezione che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e Serie A a Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria.
Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono tre di altissimo livello, tutte e tre. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da due infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare. Insomma, i giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria, al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Pronti per ricominciare qui dal campo della Polisportiva Fulgatore, dove i padroni di casa sono sotto nel punteggio per 1-0, 0-1 per essere più precisi. Rete al 43esimo di Antona, servito in area di rigore da Stassi, che era stato beccato a sua volta da Lucera in una situazione di contropiede che ha visto il Gemini più lesto e attivo per cercare quella che è una rete che un pochettino scaccia i fantasmi, una rete che aiuta il Gemini a ritornare in sé. Non segnava dalla gara di 2 settimane fa contro il Camporeale. Un comune attaccato al comune di Camarata, gioca il Camarata, Netto 4-0 che fanno contro Margheritese. Un netto 4-0, dicevo, contro una delle squadre comunque migliori del campionato di promozione, che aveva lanciato in maniera perfetta il Gemini nella sfida contro l'Aragona. Poi però la vittoria dei rivali in campionato dell'Aragona nella loro casa al Totorusso 2-0, che fino al 98esimo però era ancora 1-0, e poi la realizzazione del vantaggio da parte di Marchese dell'Alcamo, che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva e la seconda sconfitta in generale in stagione per il Gemini, che dopo questi 7 giorni complicatissimi adesso ha l'opportunità di ritornare in sé. L'ha fatto con il numero 22 Antona, classe 2006, che ha depositato in gol il passaggio di Giorgio Stassi, che ha fatto quello che voleva in area di rigore. Adesso occhio a Messineo che lancia per Licata, grande idea, Licata si accentra, ancora Licata fermato, e allora può andare ancora una volta il numero 11 Russo, bloccato l'avanzare del Fulgatore. Il tacco di Muratore invece molto elegante, molto esteticamente bello da vedere. Ora occhio ancora a Licata, la corsa da parte di Muratore colpita alle spalle, non c'è nulla da segnalare per il signor Vitaggio, che era lì in zona, il secondo assistente del direttore di gara di oggi, ovvero il signor Edoardo Angila. L'altro assistente invece vicino alle panchine è il signor Vincenzo Stettani. Ancora la pica, colpito da Mangiapane, calcio di punizione. Andare quindi con la battuta adesso Cirrone. In questo momento ovviamente il Gemini vuole tornare alla vittoria. Qua ancora discussioni continuano con Stassi, che stava parlando con Vitaggio. La pica difende il pallone, va dalle parti di Carpitella, ancora Russo, largo a sinistra, ottima l'idea dove c'è Castiglione, prova a scambiare ancora con il suo attaccante, la pica che mette il cross al centro, D'Amico non riesce ad arrivare prima sul pallone, non esce comunque la sfera, ancora possesso per i padroni di casa con la pica addirittura. Russo prova a farsi vedere anche lui, accentra il pallone un'altra volta Russo, prova il tiro anticipato poi senza fallo. Qui Todaro è entrato sul pallone Antona rischiando però moltissimo. Allora ancora Carpitella sta spingendo ora il Fulgatore, che ha iniziato nel migliore dei modi questo secondo tempo. Ancora Cirrone, Todaro, Carpitella ancora in mezzo a una serie di maglie biancorosse. Todaro pensa al cross, poi va dal parti di Cirrone col tacco, esce l'altra volta Messineo, poi Cirrone destro impreciso. Grande occasione però per il Fulgatore, ancora con Cirrone, azione reiterata da parte della squadra di mister Grammatico, che sta guardando i suoi dalla panchina sempre con un pizzico di ansia
attenzione, determinazione soprattutto di portare a casa punti, di fare risultato contro le corazzate di questo campionato. Colley, Stassi, dietro dove c'è Berry, cambia tutto Berry, era per Licata il pallone, non era neanche male, e ancora Cerrone, Stassi a fargli da bodyguard praticamente, ancora Secter, tanta confusione, un po' di ping pong, spunta Mangiapane, ancora pallone per Colley, provato il tentativo dalla distanza, provato un'altra volta quindi il Gemini con il sinistro di Colley che voleva raggiungere la rete numero 6 in campionato, prende palla bene Muratore e poi si riappoggia a Mangiapane, Antona, ancora Gemini, Ma come si Ancora chiama? lui, spezzato da Todaro. forte questo passaggio Todaro, allora ancora la Pica a scambiare con Carpitella, spunta Russo, Licata ad aiutare il suo compagno di reparto Antona e poi Muratore, i tre che stanno operando lì a destra, c'è fallo ai danni di Muratore, calcio di punizione. Ma che fai? Ma che 50esimo, si lamenta il pubblico di casa per questa segnalazione, questo fallo ai danni di Muratore. Antona, 51esimo, Gemini che ritorna ad avere il possesso del pallone con Colley che quasi scivola nel tentativo di agganciare questa sfera. Stassi difende palla nonostante la posizione decentrata nella quale è andato a raccogliere il pallone. Adesso Carpitella, pressato da Berry, torna dalle parti del suo portiere Mistretta che oggi ha fatto il possibile. Una serie di parate importanti, solide, che hanno mantenuto inviolato fino al 43esimo il risultato. Occhio ancora alla Pica che cambia tutto con il destro, fa rimbalzare il pallone Localio, alla fine la riprende un'altra volta Colley, poi Stassi fa la sponda, viene colpito, c'è fallo, poteva forse lasciare andare il signor Angiella contando che Mangiapane stava riportando in contropiede, ma non protesta più di tanto il Gemini che vuole cercare anche un po' di stemperare questo entusiasmo ritrovato per il Fulgatore che vuole ovviamente cercare di pressare il più possibile la squadra avversaria per tornare in una situazione di equilibrio e magari qualcosa di più in questo match valido per la giornata numero 14, la penultima del girone di andata del campionato di promozione. Mangiapane ancora per Messineo che va a cercare Colley, col petto Colley prova a liberarsi della pressione avversaria ma non viene servito a dovere invece il suo compagno di reparto di Stassi. Compagno di reparto in realtà non sarebbe, ma per come sta giocando in questo momento Colley sembra più un'ala offensiva. Lucera viene colpito, il pallone del numero 99 riprende palla Berry, prova a fare vedere le sue qualità in mezzo al campo l'ex Mazzara, uno dei 3 colpi del mercato invernale del Gemini del DS Agosta. Dopo Lucera che ovviamente è un botto conclamato, hanno fatto il loro ingresso in squadra anche Perrone che in questo momento in panchina, molto giovane ma con già diversa esperienza all'attivo in questo campionato, e poi anche appunto Berry. Occhio a Licata, può andare Licata alla lunetta, Licata Mistretta riprende palla, il tentativo del numero 21 non impensierisce minimamente il giovane ma esperto portiere ex Accademia Trapani con un passato anche in Athletic Club Palermo, lui che si è formato nelle città di Trapani, in generale comunque non ha mai voluto abbandonare questa terra, questo spazio di
terra dove il calcio è una religione per diverse squadre, anche per comuni e frazioni come nel caso di Fulgatore. Può girare ancora la Pica. La Pica viene bloccata e può ripartire in contropiede il Gemini, fermato da Amico, da Colley che serve Stassi, ancora lui, Stassi si accentra, Stassi al limite, colpito, calcio di punizione. Ci sarà anche il giallo per Genovese, ancora Giorgio Stassi, ancora temporeggia prima di andare frettolosamente alla conclusione e conquista un'importantissima punizione. Cambi per il Fulgatore, c'è un giocatore in panchina, anzi più precisamente accanto al signor Settimani, pronto ad entrare. Si tratta del numero 17 Davide Spanò, esce numero 4 D'Amico, che era uno dei 2 ammoniti del Fulgatore. L'altro è proprio Genovese, che è stato segnalato nel tappone dei cattivi qualche secondo fa per questo fallo su Stassi. Fuori quindi D'Amico, dentro Davide Spanò. Attendiamo la battuta di questo calcio di punizione da parte del Gemini. Che ricordiamo appunto tutti i nostri appuntamenti sul canale di Sportivi. Ormai diciamo che questo weekend ce lo stiamo quasi asciugando, ma mercoledì abbiamo un doppio importantissimo appuntamento. Coppa Italia di eccellenza. Abbiamo partito in Codace contro Unitas Sciacca, si decide quale squadra sarà la finalista. A tempo occhio però. Va Lucera! Supera la barriera ma non riesce a incastonarsi sotto la traversa. Il pallone tirato da Lucera. Batte quindi il Fulgatore. Nel frattempo vi diciamo appunto che oltre a Partinico Sciacca avremo la partita tra Castellammare e Accademia Trapani, il derby trapanese, il secondo di 3 derby trapanesi che Castellammare vivrà nel corso di questa settimana. Ieri abbiamo raccontato la gara contro il San Vito Lo Capo di mister Colombo con Romito Bulades, che si è trasformato nel trascinatore. Occhio l'errore qua dietro di Messineo, può andare quindi Spanò dove c'è ancora Todaro al limite, prova il tiro bloccato da Berri che però sguscia il pallone, ancora Todaro a terra, la Pica bloccato, tutto regolare, tutto sul pallone, 2 giocatori a terra del Fulgatore, prova Girrone, la blocca De Miere. Che confusione nell'area di rigore del Gemini, ha avuto la grande occasione Spanò che ha recuperato il pallone che incredibilmente Messineo aveva ciccato, e poi bloccato Todaro, bloccato la Pica, e poi anche il tiro di Cirrone non è stato sufficiente per impensierire De Miere. Spanò un'altra volta non si dimostra lucido al 100%, magari ancora deve mettere un po' in caldo il motore visto che è entrato da poco. Grande rischio però qui corso dal Gemini. Diciamo che non parliamo più di questi appuntamenti che il nostro canale YouTube vi fornirà nel corso dei prossimi giorni, perché se no qua rischiamo di perderci qualcosa di importante. 58esimo che inizia ora, 57-15 per l'esattezza, prova a uscire Cirrone, sicuramente il leader carismatico di questa squadra. Alberto Cirrone si vede anche come prova a caricare i suoi compagni in un pomeriggio complicato, ma si sapeva, perché qui al Fulgatore arriva il Gemini che fino a 8 giorni fa era imbattuto e primo in classifica. Poi qualcosa è successo, le 2 grandi occasioni sono andate perdute, i 2 grandi scontri diretti, però attenzione perché per ora in corso vi è Alcamo Aragona, arrivano notizie contrastanti. Adesso occhio però al pallone che ha in mano, anzi tra i piedi per essere più precisi, Russo, che prova a cercare Todaro, viene fermato da Mangiapane, errore, Todaro davanti alla porta, incredibile, errore, un rigore in movimento di Todaro.
è a terra e non può credere a quello che è successo. Todaro, Non è riuscito a segnare Todaro. che già stava esultando così come i suoi compagni. L'errore un'altra volta del Gemini, non è il primo in questa ripresa, è qualcosa dovrà cambiare mister Ancona. Infatti c'è pronto un cambio in panchina, ha perso la pazienza mister Ancona per l'ennesimo errore lì in fase di disimpegno. Vediamo chi esce, perché si avvicina Stassi, è probabilmente proprio Re Giorgio Stassi a uscire. No, ma poi nel gruppotto. Un cambio per ora, solamente per il Gemini, esce il numero 9. Odore di Chanel. Di Leonora. Di Giorgio Stassi. Ovviamente di capire. Entra il Stassi numero però, 8 che dovrebbe essere scrudato. Stassi però non Dato esce. al posto di Stassi. Ritorna in campo il numero 9, esce invece Mangiapane, che ha commesso l'errore poco fa, che stava per regalare Giappone. il gol a Todaro, che però ha fatto un regalo di Natale anticipato al Gemini, non colpendo De Miere, che comunque aveva coperto nella maniera migliore possibile la porta. Abbiamo visto bene il numero e tanto c'è un lancio in avanti di Messina. Licata, buono per il 21, fermato Licata, entra nel frattempo comunque scrudato al posto di Mangiapane, cambia poco. Occhio a Spanò, ancora lui per farsi vedere, arriva il sinistro, tentato da Todaro, bloccato un'altra volta De Miere. Adesso spinge fortissimo il Fulgatore. Castiglione. Tanto sicuramente dato lo Stassi è rimasto in campo, quindi non è uscito Stassi. Occhio al pallone, buono ancora per il Fulgatore, fermato. È un momento di difficoltà per il Gemini, di passione per il Fulgatore, che prova a spingere. Ancora Castiglione di testa, gira. Carpitella che torna dalle parti di Torna dove c'è Mistretta. Mistretta con i piedi, trova Che si perde sul fondo laterale, errore qua di Mistretta. Adesso aspettiamo Antonio, che batte questa rimessa. Arbitro, fischia C'è sto un cazzo! contrasto Che cacchio aspetta di tra Scrudato e Castiglione. Stavolta il fallo lo commette il numero 8 del Gemini, allora potrà andare con questo rilancio lontano Cirrone, preferisce invece servire più vicino Russo. Poi qua pallone a metà, può lottare Muratore, che in spaccata comunque non riesce ad arrivare dove può invece Genovese, sbaglia un'altra volta il rilancio Mistretta, anche se il pallone non è uscito. Adesso sì, dopo l'ultimo tocco di Colley, strano rimbalzo dell'oggetto della contesa. Adesso pallone che continua a destra di Muratore, che se ne va in mezzo a due. Muratore ha provato a servire Stassi, che sembrava pronto a uscire, poi forse è successo qualcosa e ha preferito far uscire Mangiapane, che si era reso protagonista di qualche errore lì in fase di disimpegno. Questa è la scelta di mister Ancona per far entrare Scrudato, il primo cambio del Gemini con lei. Col destro a cercare Lucera, ancora lui, Lucera aspetta, va con il sinistro, chiama Stassi, può girarsi Stassi, aspetta ancora Stassi, ci ha messo il guantone Mistretta, calcio d'angolo. Forse sarebbe uscito, forse no, ma comunque voleva essere sicuro che questo pallone non entrasse. Francesco Mistretta, calcio d'angolo, potrà battere quindi la formazione biancorossa per reagire dopo un quarto d'ora complicato. Pallone che arriva in aria, Stassi fa ancora sponda, Mistretta può uscire, lo fa con autorità in area di rigore e con calma potrà andare. Dai ragazzi, gioca! Non vediamo più la
la picca. Giochiamola, non la forziamo. Il pallone è entrato al posto di intanto Todaro distribuisce il pallone a Genovese. Arriva! Locali. Ancora. Perde palla qui Todaro, occhio a Stassi che guarda la porta, poi forse vuole un po' troppo, Stassi colpisce in seconda battuta Castiglione. Allora c'è, sta facendo un pochettino Saul Castiglione, fatto sta che si rialza aiutato da Giorgio Stassi. Stassi nella sua carriera ha anche giocato nella provincia di Trapani con diverse società, conosciuto quindi il valore tecnico di Re Giorgio poco fa. Il gol di Antona l'ha dimostrato appieno. Lottare ancora Todaro. Localio dove c'è Castiglione che può anche andare, c'è Carpitella, prova a girare la pica, gira a destra la pica dove può ancora giocare Genovese, pallone che passa, scrutato a vuoto, si gioca Carpitella, anche lui colpito, calcio di punizione. Il fallo segnalato non è quello di Scrutato ma è quello di Berri, calcio di punizione per il Fulgatore che mette pressione al Gemini. Quindi calcio di punizione in favore della formazione di casa. 65esimo. Siamo nel corso del 20° minuto. Potrà andare alla battuta Cambio, nel frattempo c'è cambio. Cirrone, ma prima cambio. Per il giocatore credo che ci sia il cambio perché esce Locali. 2 cambi. Ed entra il numero 16 Poma. Mariuccio! Quindi fuori Localio, dentro Fuori Poma. Localio, dentro numero 16 Poma, chiamato dal pubblico il giovane Mario Poma, molto giovane la panchina del Fulgatore, tantissimi talenti che provengono anche dalla scuola calcio brillante della società bianco-azzurra. Esce Localio, anche lui ovviamente un talento del posto. Secondo cambio del Fulgatore oggi dopo l'uscita di D'Amico, l'ingresso di Davide Spanò. Adesso tocca a Capitan Cirrone. È foltissima la barriera e continua a guadagnare anche centimetri e questo fa arrabbiare, fa imbufalire i tifosi di casa. Cirrone va con il sinistro ancora una volta murato proprio alla barriera, quella che era stato anche oggetto di discussione qui in tribuna. Cirrone va con la battuta con le mani, prima che aveva colpito la bandierina ed è uscito dall'altra parte, quindi non sarà calcio d'angolo bensì touche. Ancora Cirrone va con le mani al centro, lo stacco momentaneo, un attimo in area il rigore, ci aveva provato in camicia. Gemini in difficoltà, il Fulgatore continua a spingere, non vuole uscire dal proprio campo senza neanche un punto oggi. Da parte di Cirrone. Andrà con le mani Cirrone, così come poco fa. Quando arriva al centro a vuoto Spanò, poi potrebbe andare col sinistro al volo Castiglione. Non era ovviamente una bruttissima idea quella del numero 2, poi Poma prende la palla solamente quando era già uscita e quindi rinvio dal fondo per Demier. Ragazzi, forza! Che batterà Demier. Messineo. Ancora Messineo. Lancio in avanti. Cercare Stassi che non va a fare la sponda, ma Lucera può insistere in una serie di maglie bianco-azzurre. Spunta Raimondo Lucera come un fantasma. Questo break garantisce secondi e soprattutto momenti in cui respirare al Gemini. Questa intuizione di Lucera, Licata scambia con Scrutato, ancora Licata, se ne va il 2008, Scrutato è regolare la posizione, mette al centro il numero 8, alla fine Muratore
aspetta l'arrivo di Colley. Salite! Secter salta un uomo, va la Colley, poi Colley a cercare Stassi, la stoppa in camicia, alza la bandierina con qualche secondo di ritardo il signor Vitaggio. Anche qui forse da lasciare correre ormai il direttore di gara, perché era in corsa il duo composto da Pica e Poma. Nel frattempo entra in campo Veka, non al meglio nelle ultime settimane per un infortunio, esce Colley, un esterno sinistro di talento come Veka, che aveva evitato la prima sconfitta stagionale a Montelepre contro Atletico Partinico con un gol incredibile al 97esimo per il Gemini. Adesso ha l'occasione di macinare minuti e chilometri dopo l'infortunio che l'aveva tenuto fuori nella gara contro la Margheritese, e comunque non l'aveva posto al meglio nelle settimane successive, settimana come quella passata dal Gemini, con 2 big match del campionato, Aragona ed Alcamo, entrambi purtroppo persi per la squadra di mister Ancona. Nel corso di queste giornate 12 e 13 il campionato di promozione continua a lottare lì. Nel frattempo il Gemini non riesce a uscire, prova a farlo adesso con Stassi che non controlla questo rilancio, Lucera anche lui a vuoto, e allora può andare un'altra volta il buon Cirrone, scambia Todaro con Poma, De Miere si fa qualche scatto in più per andare poi a riprendere il pallone. Siamo oltre il 70esimo. Attenzione perché Todaro va a muso duro con il signor Angilella, più che altro perché De Miere con questa corsetta volontaria aveva perso un po' di secondi, e quindi questo aveva fatto scatenare ovviamente l'ira di Todaro, perché ogni secondo può essere prezioso in questa gara. Licata può arrivare a controllare, non è fuori gioco, viene trattenuto Licata ma aveva già perso il pallone. Può andare quindi il Fulgadore con la Pica, sporcato il pallone della Pica, ma c'è ancora Todaro, sempre il 9 fermato da Berri. Può ripartire il contropiede del San Giovanni Gemini, anche se Berri sbaglia il passaggio per Lucera. Sembra ormai un corpo estraneo i due attaccanti rispetto alla squadra biancorossa. Provano a far salire il baricentro del Gemini, ma non riescono nell'impresa di guadagnare secondi, di guadagnare palloni, di guadagnare momenti per respirare, così come ho detto poco fa. Occhio a Todaro che è in aria, prova a girarsi, Todaro non ci riesce, poi colpito Antona, si prende il calcio di punizione l'uomo che per ora sta decidendo la gara. 71esimo che si chiude, mancano meno di 20 minuti alla fine della partita, più eventuale recupero. Andrà a battere va a battere Mirko De Miere. Ma lontano De Miere, C'è un colpo di testa di Capitello. questo bellissimo colpo d'occhio che ci regala il sole che sta tramontando qui alle nostre spalle, alle spalle del campo della Polisportiva Fulgatore. Rischia qui tantissimo Genovese, va alle parti di Cirrone che può continuare a guadagnare metri. Ancora Cirrone, largo a sinistra c'è la Pica, Cirrone continua con questi triangoli che però non trovano più una soluzione. Spunta ovviamente Lucera, prova a farsi vedere Stassi, larga a destra, bloccato da Castiglione. Avrebbe voluto un pallone più profondo Giorgio Stassi, che adesso andrà a riempire l'area di rigore. Rimessa laterale in favore del Gemini Calcio. Antoni Canzona, Messineo, cambia dalle parti di Sester. ancora per Veka, primo pallone toccato al numero 7, scambia con Muratore. Veka, Scambia con un compagno, ora si torna ancora Messineo, Messineo. Sester. Veka in mezzo a una serie di maglie bianco-azzurre. Pallone ora Ancora buono per Lucera. Stassi non serve subito Muratore, questo può essere un peccato originale
nell'azione di Giorgio Stassi, che ha preferito controllare più che andare subito dalle parti di Muratore. Poteva essere un'ottima idea, ma invece ha preferito un controllo in più Giorgio Stassi, che ora va a pressare forte su Castiglione. Riprende palla proprio Stassi. Muratore non riesce ad andare alle parti di Scurato, si fa prendere il fallo giallo per Todaro. Calcio di punizione per il Gemini Calcio. Pomeriggio complicato per il Todaro dopo l'errore a botta sicura. Adesso anche il cartellino per il miglior marcatore in campionato della formazione di casa. Cambio per il Gemini, entra il numero 14, come dicevo, uno dei nuovi acquisti della fase invernale della stagione per quanto riguarda il Gemini. Esce Licata che effettua l'uscita dal campo dall'altra parte, visto che era più vicino ovviamente alla fascia destra, che è quella di sua competenza. Dentro Perrone, quindi arrivati al 75esimo, fuori Licata, che appunto era già ammonito, quindi comunque un ottimo motivo per evitare ulteriori rischi e fare entrare Perrone. Qua si prende subito fallo, prende subito una bella botta Perrone, ma si fa subito vedere. Esce Licata, comunque sono le migliori di questo match per quanto riguarda il Gemini, contando sempre che non ha ancora compiuto 18 anni, il giovane classe 2008 comunque gioca come se fosse un veterano. Lucera andrà alla battuta di questo calcio di punizione. Raimondo Lucera. Solamente la pica in barriera, Mistretta continua a telecomandarlo come se avesse un joystick. Lucera guarda i suoi compagni in aria, sono diversi gli uomini biancorossi che stanno lambendo l'area di rigore di Mistretta. Va Lucera per Stassi, Mistretta, un miracolo autentico di Mistretta, lo stacco di Stassi non riesce a sortire l'effetto sperato. Qua ancora De Miele ad allontanare, incredibile il tempo con il quale Stassi era andato a colpire e il riflesso felino di Mistretta. 76esimo, incredibile intervento di Francesco Mistretta, che non poteva sognare sicuramente un impatto migliore con la piazza di Fulgatore. Certo, il punteggio però non sta sorridendo ai suoi, però comunque lui ha fatto una prestazione da 7 in pagella. Se fossimo una reazione a voti per il fantacalcio, qua invece il lancio per Poma è impreciso. 76esimo in corso, manca sempre meno alla fine della gara. Deve essere il ghiaccio per partita, voleva staccare la spina all'incontro Stassi con questo colpo di testa, un'incornata fatale per tutti tranne che per Mistretta. Berri ancora da scrudato. Antona. Lucera, le giocate di Lucera, ancora Raimondo Lucera. Il talento assoluto del 99. Antona di testa, poi ancora scudato. Lucera, il controllo, colpito, calcio di punizione, nasconde il pallone Lucera, giocato da prestigiatore, guadagna un altro calcio di punizione. Stavolta a sgambettarlo è stato Cirrone. Poi Stassi parla con Secter forse per battere questa punizione. Voleva andare credo Giorgio Stassi, così come ha fatto nell'altra parte del campo. Stavolta però il numero 9 deve cedere il passo a Lautaro Secter, l'argentino che vuole andare verso la porta di Mistretta. 78esimo in corso, sta per chiudersi anche questo minuto. 4 uomini in barriera. Secter, ma c'è anche Lucera.
Va Sekter, Mistretta! Un'altra volta! Mistretta! Pallone che addirittura Sekter aveva centrato la porta con un sinistro preciso, ma Mistretta si supera continuamente, parata dopo parata. però Mistretta veramente si sta 89esimo. superando nella giornata odierna. Calcio d'angolo per il Gemini, lotta molto Stassi con in camicia, continuano a scornarsi due, Lucera va in aria, non è che Mistretta stoppa senza particolari problemi, autoritario e sicuro quando va in presa, adesso va a destra. Russo, fermato da Veca che mantiene anche il pallone in campo, ottimo strappo qui di Simone Veca e poi Berri scrudato per sgonfiare un po' questo pallone il Gemini che negli ultimi minuti comunque non ha rischiato nulla, anzi ha rischiato di andare in doppio vantaggio, però la beffa può essere dietro l'angolo per la squadra ospite che qua ottiene altro calcio di punizione con Perrone che sta prendendo diverse botte da quando è entrato qualche minuto fa al posto di Licata. C'è un giocatore del Gemini che aspetta da qualche minuto a bordo campo, probabilmente la prossima volta che il pallone uscirà sarà effettuato un altro cambio. Per quanto riguarda mister Ancona, qua a terra scrudato, può giocare però Lucera che mette il cross al centro, Stassi però ancora non era entrato in area di rigore. Adesso mi sa che c'è cambio, doppio cambio, uno per parte, Entra mentre il numero 14 Tipa, a uscire il numero 9 La Pica che sta affrontando è rimasto in campo il passivo d'onore al contrario, diciamo addirittura anche dal campo. per il Gemini Calcio perché vediamo chi entra e chi esce. Continua la discussione nel frattempo tra Stassi e in camicia lì a destra. Sono beccano già a tempo, giallo a Stassi e gialla di in camicia. Quarta moneta della gara per il Fulgatore e il secondo invece per il Gemini Giorgio Stassi. È avvenuto il cambio del Fulgatore, fuori quindi ricordiamo La Pica dentro il numero 14 Giuseppe Mattia Tipa, e adesso ancora qualche secondo per il cambio del Gemini. C'è il direttore tecnico Compilati assieme al neoentrato che però ancora non ha fatto il suo esordio oggi qui al campo del Fulgatore. Todaro, verso Castiglione. Vediamo, Carpitella. Fermato Carpitella qui da Berri, scrudato poi, aspetta, torna dove c'è Perrone, vuole forse un po' troppo Perrone che continua a lottare in mezzo a tre, Perrone perde palla, c'è Poma che gliela sottrae, va lontano comunque Berri, ancora Castiglione, aspetta l'arrivo di Tipa, fermato, e allora ancora Gemini con Lucera sul filo del fuorigioco, ma è tutto buono, Lucera in area, Lucera colpito, fallo, calcio di rigore, aveva già tirato Lucera ma l'intervento di Russo è considerato irregolare, è considerato decisivo per l'errore di Lucera, calcio di rigore per il Gemini, arrivati all'82esimo. Lucera aveva provato lo scavetto, mi è sembrato avesse tirato prima di ricevere il colpo, ma per il signor direttore di gara di oggi Edoardo Angilelli della sezione di Palermo e calcio di rigore, e sul dischetto arriva Stassi per tornare al gol dopo la paura e l'infortunio, dopo una settimana terribile per la squadra in termini di risultati. Oggi Mistretta ha parato di tutto, ma tocca a Re Giorgio Stassi, tira il dischetto, fa 0-2, settimo gol in campionato per Stassi che mette il ghiaccio in questa partita.
L'abbraccio da parte del Gemini, che sicuramente si mette più in sicurezza. Manca ancora tanto alla fine, il Fulgatore potrebbe trovare da un momento all'altro il break che può riaccendere la gara, che in questo momento è messa in ghiaccio da Giorgio Stassi. 0-2, gol del Gemini da calcio di rigore, tutto è partito da un contropiede foraggiato ancora una volta. Ci piace questo termine, soprattutto quando si parla di Raimondo Lucera. Colpito in aria, calcio di rigore, esce proprio Re Giorgio Stassi dopo la rete numero 7 del suo campionato. Cambi, quindi occhio perché Cirrone viene ammonito. Continua a lamentarsi nei confronti del direttore di gara. Confusione al massimo. Cirrone non abbiamo capito se è arrivato il doppio giallo, anche perché Cirrone si è tolto la fascia da capitano. È arrivato il doppio giallo, quindi nel momento del cambio di Stassi Cirrone uscirà adesso dal campo imbufalito. Fuori anche Berri, ma soprattutto fuori nel Fulgatore capitan Cirrone. Doppio giallo per proteste reiterate, Fulgatore in 10, quindi si è messa malissimo la situazione per i padroni di casa, che hanno fatto un secondo tempo ottimo. Comunque nulla gli si può rimproverare, ma Cirrone ha ricevuto 2 volte il giallo nello spazio di pochissimi secondi per le continue proteste nei confronti del direttore di gara. 0-2, Fulgatore in 10, tutti in discesa per il Gemini, che adesso deve solamente controllare. È entrato Marrone al posto di Stassi, cambio abbastanza predefinito, esce un attaccante, entra un attaccante, caratteristiche leggermente differenti, ma comunque l'apporto in termini offensivi è praticamente lo stesso. Al posto di Berri invece tra le file del Gemini è subentrato il numero 16, il numero 19, può andare Lucera filtrante a cercare Marrone, che prova subito a farsi vedere con personalità al centro dell'area di rigore. I tifosi del Fulgatore in maniera ironica chiedono all'arbitro di dare un altro rigore. L'intervento sicuramente era falloso, ma c'è da contestare il fatto che Lucera avesse già tirato meno. Spoma torna alle parti di Incamici, ovviamente adesso è tutto complicatissimo per il Fulgatore, con la forza della disperazione proverà a farsi vedere dalle parti di Demiere, che 2-3 parate le ha fatte, sicuramente molto meno in attività oggi rispetto al suo collega dall'altra parte del campo Mistretta. 0-2 però il punteggio, con il Gemini che vuole solamente far passare i secondi per tornare alla vittoria, in attesa anche di capire quello che è successo ad Alcamo, tra l'Alcamo e l'Aragona, nell'altro grande scontro diretto di questi giorni. Ce ne sono stati 3 nello spazio di 7 giorni tra le 3 squadre che comandano questa classifica di promozione. Il Gemini intanto fa il suo e adesso deve aspettare. Rettifico, poco fa ho detto che era entrato Paternoster, in realtà è entrato Lio assieme a Marrone, quindi 2 attaccanti comunque per mister Ancona, contando che essere uscito oltre a Stassi era Berri, e quindi gli può fare anche il centrocampista centrale, però ovviamente è una soluzione più offensiva rispetto a Berri, che ha garantito anche oggi presenza e possenza in mezzo al campo. 87esimo in corso. C'è un problema pure. Attenzione perché il direttore di gara va nella panchina. È stato espulso. Mi ha allontanato un membro della panchina del Fulgatore, che non le manda a dire, viene acclamato in maniera ironica dal pubblico di casa, aveva continuato le proteste, adesso viene cacciato. Che è stato espulso? Ha detto il dirigente. Gioca sempre di meno qui a Fulgatore, fazione di Trapani, squadra biancoazzurra che ovviamente oggi ha fatto il suo. Non possiamo rimproverare più di tanto la prestazione dei ragazzi di mister Grammatico. È stato allontanato un membro della sua panchina poc'anzi per protesta nei confronti del signor Angelillo.
Adesso occhio ancora a Lucera che può andare, chiama Muratore che però non può arrivare su questo pallone ed evita anche di insistere più di tanto. Continuano le proteste da parte del membro della panchina del Fulgatore che non le manda a dire ancora al direttore di gara, viene allontanato, entra adesso negli spogliatoi. Facciamo un po' radiocronaca di quello che sta succedendo in quella parte del campo, ovviamente non quella che ci interessa, visto che a noi principalmente importa quella del manto erboso. Carpitella prova a farsi vedere momenti di difficoltà per il Fulgatore in una gara comunque approcciata bene, giocata al massimo delle proprie potenzialità in un campo comunque che non vede spesso e volentieri sorridere la formazione di casa. 7 punti su 18 solamente, 7 punti su 18 sono stati conquistati qui a casa. Continuano le proteste, gioca il Fulgatore. Adesso la gara diciamo che si è accesa, l'agonismo sta presentando il conto a entrambe le squadre, siamo arrivati al 90° di gioco e quindi a breve verrà anche assegnato il recupero, che nel primo tempo non è stato in realtà ufficializzato dal signor Angelillo. C'è l'intervento di Sester, poi c'è un rimpallo che fa per il Gemini. Rimpallo che favorisce il Gemini, continua la protesta. Il giocatore del Fulgatore. Diciamo che ormai ogni decisione arbitrale, che sia il signor Angelillo del suo pool di assistenti, quindi Settipani, quindi Pitaggio, ovviamente adesso è soggetta a pesanti ripercussioni in termini di proteste, in termini di discussioni che vanno a originarsi nel corso della settimana. Non solo, però intanto siamo nel tempo di recupero, sta per terminare la gara del campo della Polisportiva Fulgatore qui in via degli Atleti nella frazione trapanese. Lio controlla, lo scambia ancora con Antona, può andare Lucera, largo a destra, Lucera prova le giocate, ancora in aria Lucera, atterrato, stavolta non c'è nulla, può andare quindi Todaro, si arrabbia Raimondo Lucera che avrebbe voluto un'altra scelta a suo favore da parte della direzione arbitrale. Ancora Todaro sbaglia, colpisce Beca che poi non riesce però a tenere buono il pallone. Mistretta ha giocato un'ottima partita. Genovese. Ci sta ancora Genovese, ancora da Saul Castiglione. pallone per Saul Castiglione che può andare. 92esimo in corso, Fulgatore che sbaglia quest'altro pallone e allora contropiede Gemini. Lucera in aria, Lucera passaggio al centro per Marrone, il tocco sotto che chiude i conti. Fulgatore 0, Gemini 3 in contropiede. Un'altra volta Lucera è devastante e Marrone mette la firma su questo successo. 3-0. Nuovo risultato. Ora hanno segnato. In gol anche Marrone che non poteva fare altro. segnato neanche un gol, pensate, in questo campionato. 0-3 il risultato, ma il risultato è Per lui che è un attaccante comunque di supporto, un attaccante che mette sempre i compagni nelle condizioni di fare il meglio, lo sa bene Giorgio Stassi che oggi gli ha ceduto il posto, lui l'ha rilevato e soprattutto lui trova la rete dello 0-3 che nel recupero di Fulgatore Gemini sembra sempre più una sentenza su quello che è successo oggi nel campo bianco-azzurro. Rimpallo a favore del Gemini, finisce qui.
0-3. Bastano le reti di Antona, Stassi e Marrone al Gemini di mister Ancona, che torna a sorridere in vista ovviamente del risultato dell'altro scontro diretto in campionato tra Alcamo e Aragona, e soprattutto per riprendersi dopo una settimana complicatissima. Grazie a tutti per averci seguito qui da Fulgotore. Da Gabriele Rispetto è tutto.